beh, riprendendo le parole dell'assessore, io sinceramente da questa intervista non ho capito niente. Nel senso, esigenze. Quali sono le esigenze dei cittadini? Perché quello che ha detto, sì, magari tutti hanno giustamente esprimono le loro problematiche, però io vorrei sapere dall'assessore quali sono le problematiche e successivamente le eventuali proposte che l'amministrazione comunale ha per contrastare queste problematiche. Allora, innanzitutto inizierei subito con una battuta, nel senso che chi non rimpiange l'amministrazione Fontanini sono stati i cittadini, insomma, nel giugno del 2023, votando di fatto la Giunta dei Toni, ma al di là di E questo... così, la prima freccia la primissima freccia. ovviamente all'Agostinelli spetterà schivarla. Però io mi sento di condividere, e qui torniamo sul tema della sicurezza partecipata e quindi della partecipazione dei consigli di quartieri, quello che ha detto Alessandro Venanzi, il vice sindaco di Udine, ovvero noi come amministratori dobbiamo fare in modo che le perplessità, le priorità dei cittadini ci arrivino nella maniera più efficace possibile, per poi ragionare e assumere tutta quella serie di azioni politiche che ci permettono di affrontare le problematiche che sono diverse, perché Udine è una città molto grande e quindi abbiamo diversi quartieri che hanno diverse peculiarità, che hanno una popolazione magari differente, e quindi questi consigli di quartiere vogliono andare nella direzione di valutare in maniera tempestiva e rapida e in maniera partecipata, quindi con un confronto diretto e parallelo rispetto ai cittadini, in modo da rendere i cittadini partecipi. Beh, secondo me l'idea del progetto della sicurezza partecipata è un progetto molto valido. Io ho sempre detto, non è che bisogna aspettare la disgrazia per intervenire. Prevenire è meglio che curare. Assolutamente, prevenire è meglio che curare, e quindi io spero che, è sempre il mio augurio, quello che l'amministrazione comunale riesca a ascoltare i cittadini, vedere le problematiche, gestire le problematiche, chiedendo anche aiuti alla Regione, allo Stato, ci mancherebbe, però non rimanendo ad aspettare che succeda qualsiasi tipo di cosa e successivamente agire.